Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Bene, come potete ben vedere ci troviamo finalmente immersi all'interno della nostra grande isola. Allora, siamo nell'ottobre del 1921 e stiamo vivendo un periodo di grande prosperità economica. Date un'occhiata, nei primi anni 20 la grande quantità di denaro che è entrato nelle nostre casse. Abbiamo superato la crisi degli ultimi anni 18-19 e adesso stiamo vivendo lo stesso periodo che hanno vissuto gli americani nella realtà della storia. Negli anni 20 il loro boom economico, i loro grandi anni ruggenti, e quindi li stiamo vivendo anche noi. Però attenzione ragazzi, non è tutto oro quel che luccica, proprio perché dobbiamo stare attenti alla politica estera. L'asse ha un rapporto negativo con la nostra popolazione, anche con il nostro presidente, e la minaccia di invasione è molto elevata. Con gli Stati Uniti però potete vedere che siamo molto siamo in rapporti positivi e sicuramente dobbiamo aumentare il numero dei soldati. Allora, innanzitutto l'esercito è molto fedele, però sicuramente dobbiamo stare attenti alle imbarcazioni naziste, più che naziste dell'asse, che si ritrovano dall'altra parte. Quindi innanzitutto io direi, con i pochi soldi che abbiamo, di completare prima possibile la caserma. Inoltre riuscire con i prossimi guadagni a posizionare delle torri di guardia qui sulla costa per riuscire a contrastare l'arrivo dell'asse. Il fortino mi avete detto che non serve, però ha degli ottimi militari e io credo che con le armi moderne possano darci una mano nel combattimento, quindi io direi di lasciarlo per adesso. A breve ricercheremo i carri armati, eccoli qua. Le buone maniere per adesso le lasciamo perdere. Ops, scusate, dove sono? No. Ah sì, dimenticavo, al più presto metteremo esercitazioni marziali come editto principale, in modo tale da avere le nostre squadre molto più competitive. Dov'era? Attenzione, ricerca, metteremo anche i carri armati, 48 mesi. Aspettate, vediamo se possiamo far partire la nostra partita. Allora, ricerca, eccoli qua, vediamo un po'. Le buone maniere per adesso rimuoviamole e mettiamo i nostri carri armati, poi le buone maniere e in seguito l'acciaio. Allora, perfetto, con il commercio stiamo esportando sempre i soliti elementi. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Allora, agricoltura, vediamo un po'. Ferro, con chi? Con l'asse. Miglioreremo i rapporti con l'asse. Io direi ragazzi acciaio, rum. Il rum lo stiamo per produrre. Allora io direi di rimuovere il contratto del pesce con l'asse, con gli alleati, perché sicuramente non faremo tanti soldi in questi ultimi mesi. Rimuoviamo e quindi collochiamo una nuova rotta commerciale magari con l'asse. Ah ok, ci serve un rapporto abbastanza elevato. Va bene, allora vediamo un pochettino qualche altra cosa. Carne, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Acciaio, bauxite, vediamo cacao. Niente ragazzi, dobbiamo lasciare per forza il pesce. Va bene, non fa niente. Allora continuiamo, attendiamo che arrivino i nuovi soldi ragazzi per potenziare il nostro esercito. Allora la mia idea è questa: posizionare 1, 2, 3, 4, 5, 6 torrette militari al più presto, collocare lo squadrone della morte del presidente, reclutare dall'estero, visto che i nostri militari non arrivano così velocemente senza la presenza di una caserma, militari nelle nostre aziende belliche, come le nostre industrie belliche, e ovviamente anche nelle nostre caserme. Lo sviluppo urbano, potete vedere da queste parti, sta andando alla grande, però in questo periodo di guerra ci dobbiamo un attimo fermare. Allora, la nostra entrata in guerra l'abbiamo avuta nel 1921, quindi a guerra finita. Però vediamo un pochettino. Stanno arrivando nuove imbarcazioni, siamo nel dicembre del 1921, quindi speriamo di essere molto competitivi. Allora, intanto la popolazione sta andando alla grande, la nuova fabbrica di rum al più presto verrà ultimata. Priorità di costruzione eccola qui, attenzione al nostro salvataggio. Priorità di costruzione ragazzi normale. Intanto gli alleati ci inviano dei soldi e questi soldi verranno utilizzati molto bene. Allora, la nostra caserma è a un 75%, io direi di lasciarla. La base militare invece no. Quindi io direi intanto di costruire le nostre nuove torri di guardia, magari con una velocità anche aumentata. Prima torre di guardia da questa parte, una, seconda da quest'altra parte e un'altra torre di guardia qui, un'altra vicina al nostro palazzo del presidente. E per adesso vediamo di edificarle col massimo della velocità. Costruzione rapida e costruzione rapida. E anche quest'altra. Ok, non abbiamo più soldi, però sicuramente adesso dobbiamo reclutare in queste 3 torri di guardia degli ottimi soldati che proverranno dall'estero. Vediamo un pochettino. Eccole qua, già pronte. Perfetto, vediamo se possiamo invitare dei lavoratori stranieri, visto che dobbiamo rinforzarci immediatamente. Una, perfetto. Adesso con gli altri soldi emaneremo l'editto
delle abilità aumentate per i nostri uomini. Vediamo se possiamo farlo. Ancora no, vedete un po', tutte le squadre saranno efficaci per i prossimi 5 anni. La popolazione sicuramente ne risentirà di questo periodo di guerra. Speriamo ragazzi di superarlo, però vediamo, se no altrimenti la partita finirà qui. Allora, vediamo, intanto stanno arrivando nuovi uomini, perfetto. Le armi moderne ce le abbiamo. Vediamo se riusciamo a completare questa dannata costruzione. Ragazzi, forza, da questa guerra deriverà anche la vostra sopravvivenza, quindi gli operai dovranno lavorare costantemente 24 ore su 24. Ufficio dei camionisti, questo deve essere l'ufficio di costruzione, eccolo qua. Sicuramente stanno lavorando alla grande, quindi ragazzi muoviamoci. Allora, ecco dei nuovi soldini. Abbiamo reclutato gli uomini necessari, ok, da queste parti, perfetto. A breve costruiremo anche questa bella torre di guardia, eccola qui. Emaneremo l'editto dell'esercitazione militare. Allora, 2 soldati su 3 non sono in grado di distinguere il piede destro da quello sinistro, mamma mia. E devo continuare a ricordargli che nessuno dei due va infilato in bocca. Approvo questo editto e tutto il personale militare sarà sottoposto a delle esercitazioni molto rigide, con degli ananas. E poi a una sessione tattica con una Miss Ananas. Ve la ricordate ragazzi? E sicuramente gioverà allo spirito di corpo. Perfetto. Oggi iniziano delle esercitazioni militari. Sapete cosa significa, ragazze, vero? Venite subito al Jolly Roger e accomodatevi in prima fila per ammirare i nostri uomini in uniforme intenti a combattere contro i nemici invisibili del presidente. Ora vedrete i nemici invisibili del presidente. Guarda, guarda, aspettate un attimino. Non dimenticatevi il cannocchiale. Guarda. È stata una manovra politica brillante. Tutti i nostri problemi ora dovrebbero essere risolti. Chissà perché però non lo sono per niente. Il New Deal, politica attuata da Roosevelt, ragazzi, un pochettino di storia, dopo la grande crisi del Big Crash in America, per ripristinare l'economia, ovvero fece debiti su debiti per rilanciare le infrastrutture, dare lavoro alle persone, la diga nel Tennessee e così via. E ce lo stanno proponendo anche a noi, a quanto pare. Dobbiamo inviare un membro della casata a dare una mano, rapporti con gli alleati. Io direi ragazzi di non aumentare ancora di più i rapporti perché sono già al 100. Invia un membro della casata a rubare, meglio di no, perché se no rimuoviamo, facciamo diminuire il nostro rapporto positivo, è meglio tenerci gli americani buoni. E inviamo penultimo, conseguenze ignote. Penultimo ha imparato a non aver paura di aver paura. Più 20 è la considerazione da parte sicuramente degli americani oppure della fazione americana, probabilmente. Allora, le nostre nuove torri di guardia, ok, abbiamo, vediamo se possiamo completare, ragazzi, dobbiamo finire immediatamente queste cose, maledizione. Allora, questa zona, vediamo un pochettino, distilleria di rum, lasciamola perdere, dobbiamo edificare questi elementi al massimo delle possibilità. Allora, abbiamo $6.000, avanti le gru alla grande si stanno muovendo, vediamo se possiamo ultimare la nostra grande caserma. Intanto la squadrona della morte del nostro presidente sostituisce la fanteria scelta del palazzo con dei commandos, ancora meglio, perfetto. Allora, intanto la felicità continua ad aumentare. Ecco che vediamo se possiamo magari far arrivare dei carri armati all'interno della nostra base militare. Ed ecco, arriva la caserma. Allora, 2 lavoratori stranieri e vediamo di mettere anche, purtroppo un responsabile non lo possiamo posizionare. Allora, 2 lavoratori stranieri nella nostra caserma per addestrare nuovi militari. Allora, vediamo un po' se arrivano nuove imbarcazioni con nuovi soldini. Benissimo. Allora, qui intanto lo zucchero è pronto, ragazzi. Potete vedere come si ritrovano appunto i campi. Qua addirittura vi è una nebbia perché i contadini che vivono qua a raccogliere non possono dare un'occhiata nella campagna. No, no, devono sicuramente starsi per i fatti propri. Guardate che figo lo zucchero e il cotone, credo. Sì, sì, pronto a essere, pronto per crescere. Però ragazzi, la cosa più importante adesso è l'ambito militare. Tanto la felicità cresce a dismisura, grazie al cielo. Ecco che arrivano, attenzione, sicuramente nuovi combattenti. Vediamo un po', attenzione, eccoli che arrivano, i nostri grandi uomini. Eccoci qua, perfetto, siamo riusciti a esportare diverse mercanzie tropicane. Meno male che la nostra economia sta continuando a procedere verso l'alto. Vediamo un po' da queste parti come sta andando. La nostra industria tessile sta producendo alla grande. Benissimo, anzi io direi di mettere la priorità di costruzione adesso a livello alto, perché abbiamo già edificato tutto quello che ci serviva. E allora, stiamo continuando ad esportare cotone, zucchero, altro cotone, ferro dalla nostra miniera, eccola qui, già potenziata al massimo, del pesce, ok, e addirittura anche quando capita tabacco da queste parti. La segheria sta funzionando, perché ci sono dei campi di taglio più in basso. Allora, vediamo un po', stanno arrivando nuovi cittadini, le caserme producono un flusso costante di eroi, quelli capaci di bere, fornisce una squadra di fanteria. Allora, la base militare purtroppo non ha nessuno, quindi dobbiamo ancora attendere qualche attimo. Allora, ecco che arrivano 4 lavoratori stranieri. Chi è? Ho ricevuto notizie dal mio caro compagno d'armi, il capo della Resistenza.
dobbiamo raggiungere i 20 soldati per aiutare subito i nostri cari americani. Ne abbiamo 16 su 20, ragazzi, possono andare già bene, però dobbiamo essere molto più rapidi perché ecco le nostre imbarcazioni che arrivano, vediamo un pochettino, $9.000 pronti, l'agosto del 1922, vediamo un pochettino se arrivano i nostri soldi, vediamo se possiamo esportare tutta questa grande merce, vediamo un po', eccoci sui $4.000, allora, perfetto. Allora, vediamo un pochettino, qui mi sembra che li abbiamo ordinati i nostri uomini, allora, ce ne sono già 2. Edificio militare con personale incompleto. Allora, vediamo di invitare qua dei lavoratori stranieri nella nostra base militare. Qui potete vedere che ne abbiamo già abbastanza. Devono riuscire ad arrivarne degli altri. Aumentiamo la paga dei nostri uomini anche nelle torrette militari per farli sentire sempre più a casa loro. Perfetto. Aumentiamo la nostra ricchezza. Scusate i colpi di tamburo. Va bene, a 4 militari in più per la nostra nuova guerra. Allora, ecco che arrivano nuove imbarcazioni. Addirittura questa è una Margaret, la nostra grande nave tropicana. La Resistenza e la Francia intera sono in debito nei nostri confronti. Abbiamo raggiunto i 20 soldati, una tecnologia gratuita sarebbe fantastica, quindi sicuramente i nostri carri armati appena adesso scoperti. Meraviglioso, la nostra caserma adesso funziona, potete vedere la grande quantità di soldati e a breve anche la nostra base militare. Allora ragazzi, siamo pronti al combattimento diretto, posizioniamo una nuova torre di guardia qui. La faremo costruire dai nostri uomini. La fabbrica di rum la stanno per finire i nostri uomini. Benissimo, vediamo come vanno le relazioni con i nostri membri dell'asse. Ecco, minaccia di invasione molto alto. Vedete ragazzi che cresce sempre di più. Ci manca un soldato solo ragazzi per raggiungere il massimo. Speriamo che arrivino nuove imbarcazioni perché i tedeschi stanno per arrivare. Quindi attenzione. Ragni tropicali Eccoli. giganti, presidente. Siamo nel mezzo di una crisi. Dobbiamo agire in fretta. Ecco, delle spie stanno diffondendo propaganda fasulla sulla presenza di navi. Però le ho fatte sbattere in galera, ma dobbiamo fare qualcosa, altrimenti saremo sotto attacco molto presto. Sono apparse delle navi straniere vicino alle nostre cose. Se non miglioreremo i rapporti, saremo invasi. Quindi, ed ecco che arrivano, ragazzi, i tedeschi. Ecco, attenzione, vediamo se stanno combattendo. Mamma mia, vediamo se i nostri squadroni della morte riescono a uscire. Purtroppo non sono arrivati ancora in tempo gli uomini della base militare. E sicuramente non avremo dei carri armati questa volta. Speriamo ragazzi di essere molto più rapidi nel far arrivare questi uomini. Allora, ed ecco che partono le nostre milizie da ogni parte. Vediamo un pochettino, addirittura membri del villaggio con delle asce nelle mani. Date un'occhiata. Inizia il combattimento. Vediamo se addirittura ci hanno fatto a pezzi già una torre. Vediamo un po'. Attenzione, vediamo se possiamo aumentare la velocità. Ecco che arrivano delle nuove imbarcazioni per i nostri uomini. Vediamo un pochettino, arrivano nuovi lavoratori stranieri. Vediamo se riescono a far uscire dei carri armati dalla base militare, perché li abbiamo appena adesso scoperti. Vediamo un pochettino, gli alleati ci inviano altri soldi, ma ecco che inizia il combattimento. Arrivano, attenzione, questa missione lasciamola perdere per adesso. Mamma mia, arrivano carri armati nemici. Vediamo se i nostri possono riuscire a uscire. Sono da queste parti sicuramente. Sostituisce i carri armati vecchi con quelli nuovi, però ci servono questi carri armati. Attenzione, i nostri uomini continuano a far fuoco contro gli avversari tedeschi. Guardate un pochettino quante truppe che abbiamo. Arrivano dei carri armati in città. Mamma mia ragazzi, attenzione, ancora si continua a combattere. I nostri uomini spacciati. Oddio, guardate quanti sono. Guardate quanti sono. Mamma mia. Vediamo se i nostri squadroni della morte riescono a fare del loro meglio. Purtroppo non sono usciti gli uomini della base militare. Vediamo un po', attenzione. Seguiamo il vento del cambiamento. Dai ragazzi, riuscite a ucciderli per favore. Mamma mia, guardate quanti sono. Carica, distruggeteli. Mamma mia, i nostri uomini contro i carri armati tedeschi. E forse ce l'hanno fatta alla fine, distruggendoli. Mamma mia, abbiamo tantissimi soldi ragazzi. Pericolo ancora avversario. Ricostruiamo i nostri vecchi... come dire, le nostre vecchie torri di guardia. Intanto la nostra base militare è stata dimezzata a livello proprio di uomini. Salviamo la partita un attimo ragazzi. Oh, mi dispiace, speravo che avremmo potuto conoscerci meglio. Ma siete rimasti così poco e non avete fatto altro che farvi prendere a calci nel di dietro. Vedete come ridono ragazzi? Avete sentito la radio? Cioè, abbiamo sconfitto i nemici grazie al cielo. Sicuramente dando un'occhiata alla sezione
dov'è? Dei rapporti militari, date un'occhiata alla politica, siamo ancora, ecco, minaccia di invasione nessuno, quindi stiamo in pace per qualche anno. Tutti questi soldati però ci fanno bene, non sono un male. Ricostruiremo tutte le torrette e avete sentito a calci nel di dietro li abbiamo presi, sicuramente. Purtroppo i carri armati non sono usciti perché i soldati che dovevano organizzare i carri armati quando sono arrivati i tedeschi sono stati bloccati al porto, quindi ovviamente a posto. Allora, abbiamo sventato la minaccia nemica, adesso però dobbiamo darci da fare con la distilleria di rum. Con questi $23.000 che dobbiamo fare? Innanzitutto diamo un'occhiata alla felicità che sta diminuendo. Felicità, sanità va bene, abitazioni sta migliorando, intrattenimento è sotto la norma, quindi intanto io direi di collocare una nuova, vediamo come va la sezione dell'istruzione. 5 studenti su 15, 11 su 15 e 2 su 15, quindi la sezione della scuola superiore va bene, non vale la pena costruirne un'altra perché sicuramente i posti ci sono. Allora, con questi soldi io direi di costruire nuove case. Va bene, una nuova sezione residenziale qui e qui. 4 nuove residenze. Inoltre andrei a collocare il ristorante. Mi sembra che ne abbiamo già parecchi ristoranti. Vediamo un po' qua come va. Ok, visitatori 60 su 60. Dall'altra parte quanti? Altri 60 su 60. Un altro glielo posizioniamo però, ragazzi, dai. Proprio da questa parte, vicino al molo. Vediamo se ci va. Maledizione. Purtroppo un pochettino... Qui va... sì. No, anzi no, io lo posizionerei vicino alle case, così gli diamo anche un pochettino di svago alle persone. Allora, continuiamo. Vediamo se le nostre milizie possono rientrare in pace. Una missione. Ah, quanto mi mancano i tempi in cui la gente sapeva restare al suo posto e rispettava tutti i suoi superiori. Signore compreso. Obiettivo, ragazzi, stavo ridendo perché emana l'editto proibizionismo. 15% alla considerazione da parte dei religiosi. Sicuramente non è una missione che fa per noi perché stiamo basando la nostra tecnologia sull'alcol. Non può essere una... Mio caro amico, il capo della resistenza ha di nuovo bisogno del nostro aiuto. Costruisci dei ranch di qualsiasi tipo. Va bene, dei ranch possono andare bene. Allora, ranch, magari vediamo un po' di latte, perché i nostri cittadini purtroppo ancora non ne hanno, quindi magari possono essere utili. Ne costruiamo 2 per farli contenti. Qua, ok. Velocizziamo un po' tutto. Allora, la nostra fabbrica di rum è stata appena adesso ultimata. Abbiamo bisogno dei lavoratori di scuola superiore. Abbiamo le scuole superiori già disponibili, quindi devono essere un pochettino più rapidi a imparare i nostri uomini. Allora, per dar vita un pochettino alla fabbrica, io direi di invitare già un lavoratore straniero, in modo tale da iniziare a lavorare. E poi più avanti magari i nostri uomini riusciranno. Mio caro amico. Ok, accettiamo. Allora, vediamo di collocare un altro nuovo ranch. Intanto, potete vedere, le scuole funzionano, ragazzi. Ci sono addirittura le paghe altissime, però purtroppo gli studenti non riescono a laureare, a diplomarsi. La fabbrica adesso finalmente inizierà a funzionare. Un cittadino nuovo è giunto a Tropico. Attenzione. Perfetto. Continuiamo. $14.000 disponibili. Allora, io direi, ragazzi, di iniziare. Allora, io vorrei capire una cosa. Almanacco, vediamo la popolazione. Non occupati 87. Perché non occupati? Ci sono 69 analfabeti, giusto? Perché non si iscrivono alla scuola superiore e si trovano un lavoro? Danno un'occhiata. Impiegati dal 112, disoccupati 14, di cui analfabeti, scuola superiore, 3 uomini con la scuola superiore disoccupati. Va bene, ricchezza familiare, vabbè, ma adesso loro trovano il lavoro sicuramente. Lavori disponibili, ce ne sono tantissimi lavori disponibili. E i senza tetto sono 104 ancora, quindi dobbiamo ancora costruire delle case. Però ragazzi, dico, abbiamo delle scuole fantastiche, dovreste davvero iniziare a frequentarle, perché tutti questi analfabeti davvero è una cosa stranissima. Allora, però, mentre aspettiamo, io direi di collocare altre case. Eccole qua, delle nuove case. Una, mettiamoci bene. Ok. 2. Qui andiamo di creare una bella linea. Qua ne mancava una. Ok. Perfetto. Un vero e proprio residence. Eccole qua, tutte le nostre nuove abitazioni. Quanto costa un'abitazione veloce? Purtroppo 3.400. Va bene, continuiamo. Vediamo da questa parte. Abbiamo 3 edifici militari che sono purtroppo vuoti. I nostri generali sono stati finalmente sono arrivati al loro posto di lavoro. Vediamo se riescono a reclutare qualche uomo in più. Per quanto riguarda la ricerca stiamo per terminare. Con gli editti come va? Allora, martedì grasso per far svegliare un pochettino la popolazione. Sanità, debito sovrano. No, continuiamo così. Stiamo andando per adesso discretamente. Il problema è che non abbiamo dei lavoratori. Questo è l'unico problema, perché l'economia va bene. Il problema, ecco, stanno cominciando ad arrivare in città nuovi lavoratori. Allora, qui abbiamo collocato l'ufficio di Le capre funzionano come messaggeri, ma se mangiano di tutto, compreso il messaggio.
Che cos'è questa storia? Queste capre che fanno i messaggeri? Non vorrei essere di nuovo invaso, ragazzi, perché davvero... Vediamo con la politica. Va bene, minaccia di invasione nessuna. Allora, continuiamo così. Allora, da queste parti stiamo iniziando già a lavorare. Abbiamo dello zucchero e del rum che sta per essere prodotto. Fantastico. Io direi di andare adesso immediatamente nella sezione del porto e di iniziare ad intraprendere una nuova rotta commerciale. Ecco, purtroppo adesso il rum non è più disponibile.